Oggi ci troviamo a Dobbiaco e vogliamo presentarvi questo bellissimo chalet che è stato eretto nel 1910. Si chiama Villa Gunther e prende questo nome perché è stato costruito da un ministro dell'allora imperatore Franz Joseph. È una bellissima villa con una splendida vista su tutta la vallata fino a vedere Dobbiaco. Ha una proprietà intera di circa 4 ettari. Pensate che questa fu una delle prime case prefabbricate che è stata costruita all'inizio del secolo. All'epoca, ovviamente divisa a pezzi, è stata trasportata completamente attraverso la ferrovia fino a trovarsi in questa posizione. La casa si sviluppa su 4 livelli, 3 fuori terra e 1 invece nel piano seminterrato, dove andremo a vedere ci sono impianti di ultima generazione. Come vedete la casa ha un bellissimo ingresso che si estende poi verso quello che è la zona principale della casa, ovvero la sala. Qui ci troviamo all'interno di quello che è la parte forse più bella della casa, cioè il salone. Da qui ci colleghiamo direttamente con quella che è la sala da pranzo, che può ospitare fino a circa 18-20 commensali, e c'è anche un collegamento con la cucina per il personale di servizio. Ovviamente negli anni ha subito diverse ristrutturazioni, ma ha tenuto completamente tutto ciò che era originale, tutta la parte impiantistica è stata rifatta e ovviamente anche la parte relativa ad alcuni infissi. Ha una metratura di circa 700 metri quadrati. Al piano attuale, che è il piano terra, troviamo sala da pranzo molto grande, cucina, una zona di servizio e un bagno. Poi invece al piano superiore troviamo diversi bagni e 7 camere. Questa è la scala principale che collega i 3 livelli della casa. Abbiamo un corridoio dove si sviluppano tutte le camere che andremo a vedere tra poco, e da questa parte invece andiamo a vedere un ingresso studio e la camera padronale. Ha un bagno con doppio lavabo e box doccia. Ci sono 2 camere all'interno della villa che hanno anche un bellissimo balcone che affaccia verso tutto il bosco di proprietà. Considerate anche che vicinissimo alla proprietà c'è il passaggio della pista di sci di fondo. Ci troviamo a 15 km dal confine austriaco. Una curiosità che riguarda questo splendido chalet è che negli ultimi anni è stato usato anche come splendida location da numerosi registi. All'interno della proprietà troviamo anche una bellissima casa del custode che ha una dimensione di circa 100 metri quadrati e anche un immobile adibito a scuderie che ospita circa 7 box riscaldati. Se volete visitare questa proprietà andate direttamente sul nostro sito internet oppure cliccate sul link che trovate nella descrizione, e come sempre sapete che potete visitarla virtualmente.